Buonasera dalla redazione di Teleuropa Network e ben ritrovati puntualissimi a una nuova edizione del nostro telegiornale, ma partiamo dai titoli. Ordine dei medici e degli infermieri sul piede di guerra, assunzioni insufficienti a garantire i fabbisogni. Mario Luzzi, papà di Fabiana, la sedicenne uccisa bruciata dal fidanzato, scrive al Ministro della Giustizia e al Presidente della Repubblica: l'assassino di mia figlia, scrive, ha usufruito di permessi premio. Interrogazione al Ministro dell'Ambiente e al Premier Conte sulla discarica di Crotone, no all'utilizzo per i rifiuti dell'intera regione. Ancora nessuna certezza sulla data del voto delle regionali, possibile lo slittamento a gennaio. Minacce di morte all'ex moglie e al suo attuale compagno, scatta il divieto di avvicinamento per un 45enne cosentino. Finisce in parità la sfida fra Cosenza e Venezia, dopo la rete di Rivière, il rigore dei lagunari, allo sci del Crotone batte l'Entella e vola in classifica. Ancora buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli. In apertura parliamo di sanità perché l'Ordine dei Medici di Cosenza ha bocciato il provvedimento sulle assunzioni per l'ospedale. Precisa il Presidente Corcioni, non cambierà nulla. Pronti alla protesta anche gli infermieri. In Calabria ne mancano 4.000, dice il Presidente dell'Ordine, Fausto Sposato. Hanno autorizzato l'assunzione per soli 66. Le 429 assunzioni negli ospedali calabresi sono una goccia nel mare del bisogno, non risolvono il problema della carenza di personale nelle corsie. Ecco cosa dice il Presidente dell'Ordine dei Medici di Cosenza sul provvedimento commissariale. Per l'ospedale c'è ben poco e in ogni caso mi pare di vedere dalla lettura approfondita del pezzo di carta che li giustifica, cioè dal decreto, che si tratta di in gran parte, non totalmente, di cose già autorizzate o addirittura già fatte, e comunque si tratta di poca roba, insomma non ci sarà un cambiamento della realtà, siamo veramente in grossa difficoltà, c'è bisogno di uno scatto di reni organizzativo violento, veramente molto più operativo. Sulla stessa linea gli infermieri, che rilevano come delle 429 assunzioni autorizzate ci siano solo 66 infermieri in tutta la Calabria. Non ci stiamo perché intanto sono pochissime, non garantiscono i LEA e ci sentiamo presi in giro perché a fronte di 66 assunzioni sono andate in pensione centinaia di colleghi che non vengono sostituiti, quindi non risolviamo il problema. Delle due l'una: o gli infermieri esistono e sono da tutt'altra parte e fanno altre cose, o molto probabilmente chi fa questi piani di assunzione non conosce la realtà calabrese, non conosce la realtà ospedaliere. Oggi chi lavora in sanità è spesso costretto a turni massacranti, a rischio, avvertono gli addetti ai lavori, c'è il diritto alla salute. E torniamo ad occuparci della vertenza dei 92 lavoratori della Coop Service in servizio presso l'ospedale di Cosenza. Il commissario Cotticelli ai nostri microfoni chiarisce: nessun licenziamento per i lavoratori, c'è stato solo un demansionamento. Gli striscioni, le notti e i giorni sul tetto dell'azienda ospedaliera di Cosenza per chiedere la proroga del contratto. I 92 lavoratori della Coop Service, operatori sociosanitari in servizio all'Annunziata di Cosenza, hanno urlato e rivendicato il diritto al lavoro, ma i contratti non sono stati prorogati. I 92 OS, c'è stato quel vertice in prefettura, in realtà poi sono stati licenziati? No, non mi risulta. Noi abbiamo avuto un tavolo, come il prefetto si è resa parte diligente in questa vertenza. Quei ragazzi di cui condivido il dramma sociale e umano purtroppo disimpegnavano delle mansioni, c'è un contratto, c'è tutta una problematica di carattere di lavoro, per cui l'azienda non può licenziarli, può al massimo demansionarli, ma io ho posto come limite invalicabile il mantenimento del posto di lavoro.
Demansionati, lo avete sentito, lo dice il commissario Cotticelli, che significa retrocessi, per usare un linguaggio calcistico, a un livello inferiore, con la conseguenza di un abbassamento dello stipendio. I 92 avevano un contratto a tempo che, una volta scaduto, non è stato possibile rinnovare. L'iter procedurale, fanno sapere dall'azienda ospedaliera, prevede il ricorso alle graduatorie, così come stabilito dalla legge. Lasciamo la sanità, cambiamo argomento, perché Mario Luzzi, il papà di Fabiana, la sedicenne uccisa e bruciata dal fidanzato nel 2013 a Corigliano, si rivolge al Ministro della Giustizia e al Presidente della Repubblica. L'assassino di mia figlia, ha scritto, ha usufruito di permessi premio. Fabiana Luzzi aveva appena 16 anni quando fu uccisa e bruciata dal fidanzato Davide. L'efferato delitto avvenne a Corigliano il 24 maggio del 2013. All'epoca il suo assassino aveva appena 17 anni. Fabiana fu prima accoltellata e poi cosparsa di benzina. Era ancora viva quando l'assassino le diede fuoco. Una morte atroce, un episodio raccapricciante che suscitò rabbia e sgomento. L'autore dell'omicidio è stato condannato nel marzo del 2016 in Cassazione a 18 anni e 7 mesi di reclusione. Una pena ridicola per il papà della sedicenne Mario Luzzi, che ancora oggi si sente abbandonato dallo Stato, già perché l'assassino della figlia avrebbe ottenuto dei permessi premio, e così Mario Luzzi si è rivolto al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In una lettera esprime dolore e amarezza per quanto accaduto dopo la morte della sua Fabiana. L'assassino non solo è stato condannato ad una pena ridicola, scrive, rispetto alla gravità di quello che ha fatto, ma quest'anno già 3 volte ha ottenuto licenze premio. Uno shock per la famiglia Luzzi. È stato necessario recarci in ospedale, scrive ancora il papà di Fabiana, per il forte trauma subito, sapendo di poter ritrovare l'assassino di nostra figlia nel nostro paese dopo appena 3 anni dalla sentenza. Tutto questo, aggiunge Mario Luzzi, mette in discussione il significato della parola giustizia. Ci sentiamo distrutti e abbandonati, conclude, da uno Stato che non ci tutela. E a proposito di appelli alla politica, c'è un'interrogazione al Ministro dell'Ambiente e anche al Premier Conte sulla discarica di Crotone, no all'utilizzo per i rifiuti dell'intera regione. Crotone non è la pattumiera della Calabria, è lo slogan più ascoltato in queste ultime settimane. Risuona dal momento in cui è stata firmata l'ordinanza numero 246 che ha autorizzato la società Sovreco a proseguire la coltivazione della discarica sita in località Columbra sino al 30 giugno 2020, ovvero sino al raggiungimento della volumetria di 120.000 tonnellate di rifiuti. L'emanazione del provvedimento ha scatenato la reazione della città, intesa come istituzioni, associazioni e movimenti politici. Ognuno si è opposto con forza e con i propri mezzi a disposizione alla decisione di accogliere i rifiuti provenienti dal territorio regionale. La deputata del Movimento 5 Stelle Elisabetta Barbuto ha presentato una interrogazione al Ministro dell'Ambiente Costa e al Presidente del Consiglio Conte sulla grave situazione in cui versa la gestione dei rifiuti in Calabria, con la richiesta di interventi per superare il cronico stato di emergenza in cui versa la Regione. Noi abbiamo avuto un incontro con i cittadini di Papanice non più tardi di un paio di settimane fa e abbiamo chiaramente detto ai cittadini che non soltanto avremmo interpellato il Ministro Costa, ma che saremmo stati al loro fianco anche per quanto riguarda il ricorso al TAR ed eventualmente anche per ogni ulteriore iniziativa giudiziaria che dovesse essere utile per scongiurare il protrarsi di questa situazione. Non si può continuare a gabellare quella che è una situazione oramai strutturale con uno stato emergenziale, perché il tempo di risolvere i problemi c'era e non è possibile né ipotizzabile che nel giro di pochi mesi, perché l'ordinanza parla di giugno 2020, si faccia quello che non si è fatto per anni. Ha ragione la deputata 5 Stelle quando ricorda i ritardi accumulati dai soggetti competenti nell'individuazione dei siti pubblici e nella realizzazione delle relative discariche. Anche questo un tema ricorrente in queste settimane. Intanto, a proposito dei ritardi, la città di Crotone sta tentando di riavviare il sistema di raccolta differenziata, posizionando in determinati quartieri nuovi cassonetti dedicati e dimezzando la presenza di cassonetti di indifferenziato, un servizio su strada e non porta a porta, come avviene nella maggior parte dei centri calabresi e italiani, che a regime interesserà circa 6.000 nuclei familiari. Anche questo è un primo piccolo passo per limitare i conferimenti di indifferenziato e quindi la saturazione delle discariche, oltre che la presenza di cumuli in città, così come avviene ciclicamente a Crotone e in periferia. La politica ha ancora nessuna certezza sulla data del voto delle regionali, possibile lo slittamento nel mese di gennaio.
I partiti si muovono, magari lo fanno sotto traccia, ma si muovono. Certo, è difficile fare programmi quando ancora nessuno sa quando si voterà. Ormai sembra scartata la data del 15 dicembre, troppo a ridosso, e poi, diciamolo francamente, l'ipotesi non entusiasma molto i consiglieri. È probabile che si vada più in là, non di molto, per avere più tempo per mettere a fuoco più cose. Si dice negli ambienti politici calabresi che la fine del mese di gennaio potrebbe essere il periodo giusto per votare. È chiaro che al momento si tratta solo di ipotesi, perché Oliverio, a cui spetta l'onere di scegliere il giorno in cui aprire le urne, non ha ancora sciolto le riserve. Ciò non toglie che il campo delle proposte vada via via riempiendosi, anche se l'ultima parola spetta ai partiti e agli accordi che verranno sottoscritti tra loro. Allo stato la situazione è questa: il PD aspetta di chiudere con il Movimento 5 Stelle, operazione non facile per la continua indisponibilità registrata dal Movimento. L'ultima sortita in direzione del no reca la firma di 17 tra deputati e senatori pentastellati. Più passa il tempo, più il presidente uscente intravede la possibilità di ricavarsi un po' di spazio, nonostante il PD romano non ne voglia sapere. Dall'altra parte c'è il sindaco di Cosenza, che attende che Berlusconi, la Meloni e Salvini firmino l'accordo elettorale. È risaputo da tempo che la Calabria spetta a Forza Italia, almeno così dicono i dirigenti del partito del Cavaliere. Va ricordato che in campo, e da tempo ormai, c'è l'ex capo della Protezione Civile Carlo Tanzi, il quale più volte ha ripetuto che non insegue nessuna forza politica e se qualora dovesse esserci un partito interessato al suo progetto lo accoglierà volentieri, ma la sua candidatura resta senza bandiera d'appartenenza. Ci sono poi tante ipotesi e tanti nomi di potenziali candidati che animano l'agone, in primis quello di Pippo Callipo, in quota 5 Stelle, si dice, qualora non dovesse concretizzarsi l'accordo tra il Movimento e il PD. La cronaca adesso, con minacce di morte all'ex moglie e al suo attuale compagno, scatta il divieto di avvicinamento per un 45enne cosentino. I bambini in qualche occasione sono stati costretti a rifugiarsi nelle proprie camerette per evitare di assistere agli insulti e alle condotte aggressive che un 45enne cosentino metteva in atto nei confronti della ex moglie. La presenza dei figli non limitava l'uomo, che anche in pubblico, davanti alla scuola della figlia, aveva dato in escandescenze colpendo la ex al braccio con un casco. Avrebbe messo in atto condotte aggressive e persecutorie nei confronti dell'ex moglie e del nuovo compagno della donna. All'uomo la Polizia di Stato ha notificato una misura cautelare di divieto di avvicinamento per stalking emessa dal GIP di Cosenza su richiesta della procura. La situazione era precipitata dopo che l'ex moglie aveva allacciato una relazione sentimentale e da quel momento che la tensione è diventata altissima, con minacce di morte per lei e per il nuovo compagno, pedinato nei suoi spostamenti e, in una circostanza, anche aggredito fisicamente. La donna, vittima di questi comportamenti, era divenuta preda di uno stato di ansia, di paura, temendo per l'incolumità sua e del suo nuovo compagno. Adesso altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca. Due antiquari di Reggio Calabria, padre e figlio, sono stati posti agli arresti domiciliari dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza, coadiuvati dall'Arma Regina per ricettazione di un dipinto del Seicento, provento di un furto compiuto nel 2016 da un antiquario bolognese. Gli arresti rappresentano il proseguo dell'inchiesta Antiques che il 26 luglio scorso portò a 5 arresti. Si sono finti turisti e così hanno arrestato un 54enne ricercato per un mandato di cattura europeo che aveva trovato lavoro come receptionist in un albergo di Sestri Levante a Genova. A condurre l'operazione sono stati i carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro insieme ai colleghi liguri. L'uomo di Rizziconi, ma da anni domiciliato in Francia, era ricercato dal settembre scorso dalle autorità francesi perché accusato di evasione, violenza sessuale su una minore di 15 anni e aggressione. Ha raggirato un'anziana donna di Briatico che qualche tempo prima gli aveva confidato di avere un figlio ricoverato in una clinica psichiatrica, facendole credere in seguito di essere amico del direttore della struttura, il quale avrebbe preteso un risarcimento per alcuni danni provocati dal figlio. Un commerciante ambulante di Sorianello è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di truffa. Ha malmenato la madre ultra settantenne e non si è placato nemmeno dopo l'arrivo dei carabinieri. Un uomo di 46 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari a Gerocarne nel Vibonese con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. 2 fucili di fattura artigianale privi di marca immatricola e 35 cartucce a pallini sono stati trovati dai carabinieri in un'area demaniale nel territorio del comune di Platì. Le armi erano nascoste nella fitta vegetazione, sono state trovate durante i rastrellamenti nelle zone aspromontane.
Adesso lo sport, iniziamo dal calcio di Serie B perché finisce in parità la sfida del Marulla fra Cosenza e Venezia dopo la rete di Rivière, il rigore dei lagunari, mentre all'uscita il Crotone batte l'Entella e vola in classifica. Vediamo i nostri servizi. Appuntamento con la vittoria ancora rimandato per il Cosenza che al Marulla, dopo essere passato in vantaggio nel primo tempo, spreca le tantissime occasioni avute contro un Venezia davvero poco pericoloso che riesce a rimontare solo grazie al penalty concesso dal direttore di gara nella seconda frazione. La squadra rossoblù corre, costruisce e chiude gli avversari nella propria metà campo e al primo affondo sblocca il risultato al 20° grazie ad un'azione costruita sull'asse Baez-Carretta, con quest'ultimo che serve Rivière che con un'incornata fa esplodere di gioia i 5.000 presenti sugli spalti nonostante la pioggia. Cala il ritmo e la squadra di Dionisi prova a ristabilire la parità senza però mai impensierire gli avversari che allo scadere vanno vicini al raddoppio con Carretta. Il suo piattone però trova la deviazione dell'estremo ospite e sfiora il palo. La ripresa parte subito forte con i padroni di casa sempre più arrembanti e dopo soli 4 minuti ancora Rivière protagonista con questo tiro che scheggia la traversa. Poco dopo è Carretta a mandarla fuori d'un soffio. Al 12° arriva la risposta di Cremonesi, pericoloso di testa su questo calcio d'angolo. Il Cosenza è più propositivo e cerca disperatamente di chiudere la gara. Ci prova prima Sciaudone al termine di un contropiede, ma sfiora la traversa con il suo tiro cross e poi Carretta impatta alla perfezione il cross tagliato di Dorazio, ma la sfera termina di poco sul fondo. In mezzo l'azione di Montalto che anticipa Idda e fa tremare il Marulla. Alla mezz'ora però è ancora il Venezia a tirare un sospiro di sollievo quando i rossoblù non riescono a finalizzare un'occasionissima capitata sui piedi di Baez. Gol sbagliato, gol subito e su questo fallo di Idda su Aramo in area di rigore l'arbitro concede il penalty che Montalto trasforma spiazzando Perina. Nonostante il recupero la gara finisce 1-1 e per il Cosenza è il terzo pareggio consecutivo. Noi abbiamo fatto un errore che è quello di entrare sul giocatore del Venezia perché lì si accompagna e molto probabilmente la partita finisce come l'avevamo giustamente meritata perché noi abbiamo avuto 3 o 4 occasioni per chiudere la gara e non ci siamo riusciti. Poi un episodio ti cambia e noi purtroppo ultimamente sono troppi gli episodi che cambiano le gare nostre. A volte può essere un limite, però io per la prima volta ho visto una squadra ordinata, ho visto una squadra che ha creato. Il problema è che quando è uscito Rivière poi non avevamo più nessuno anche per tenerci palle e per farci salire, perché sono caratteristiche diverse. Perciò poi le partite le pareggi e ti gira le palle, perché gira le palle a tutti, parliamoci chiaro, dai tifosi a noi. Non è che noi siamo felici perché abbiamo 4 punti in 7 partite o altre cose, però quello che secondo me, poi ognuno la vede come vuole, perché è giusto che il calcio ognuno lo veda come vuole, è confortante la crescita della squadra. Noi siamo andati a Como per dare forza alla famiglia e in maniera inverosimile è stata la famiglia a darci forza. Mai successo nella storia del calcio, credo che una squadra si smobilita, una società si smobilita in una situazione del genere, quindi credo che se questo può bastare, siamo speciali. Io al Presidente ho detto che è una persona speciale, come lo era Sergio, come lo siamo tutti qui. Si parla tanto di famiglia, ma poi bisogna dimostrarlo coi fatti e quindi non so, non riesco ad aggiungere altro.
Una dedica speciale per una vittoria importantissima che rilancia le ambizioni dei pitagorici al terzo successo di fila. Il pensiero è per il preparatore atletico Sergio Mascheroni, prematuramente scomparso nei giorni scorsi dopo una tragica fatalità. I pitagorici dedicano a lui i 3 punti conquistati allo Scida, dove hanno offerto una grande prova battendo per 3-1 la Virtus Entella e giocando con lutto al braccio. Tornando alla sfida, gli squali hanno chiuso la pratica già nella prima frazione grazie alla doppietta di Simi, bravo al 27esimo e al 38esimo. Gli ospiti provano a raddrizzare la gara, ma nella ripresa la squadra di Stroppa vuole chiudere definitivamente e senza troppi patemi la sfida, così cerca e trova la terza rete al 63esimo con una grande conclusione di crociata da fuori che non lascia scampo a Contini. L'Entella è alle corde, ma 11 minuti dal termine trova il gol della bandiera con De Luca, che con un preciso diagonale supera Cordaz. Un successo meritato per il Crotone, che ora si gode la sosta per poi tornare a lavorare per la sfida contro il Pisa. Adesso andiamo in Serie C, vediamo gli impegni delle squadre calabresi. Esame paganese per la Regina. Al Torre gli Amaranto troveranno una squadra che nelle ultime settimane è riuscita a trovare equilibrio e capacità di offendere grazie allo straordinario stato di forma dell'attaccante Diop. Mimo Toscano dovrà fare a meno di Garufo, Bertoncini e Dumbia e potrebbe confermare Edoardo Blondé al centro della difesa. In avanti le certezze sono Reginaldo e Corazza, inamovibili visto il rendimento se anche Denis fosse in piena forma. Nel turno successivo la trasferta a Campana la Regina ospiterà il Catanzaro, un altro step importante per le 2 formazioni calabresi che ambiscono un ruolo da leader nel campionato. Per i giallorossi però c'è da superare qualche incertezza denotata proprio lontano dal Ceravolo, perché in casa gli uomini deuteri vanno come un treno. Domani sarà la Virtus Francavilla a testare la voglia di rivalsa del Catanzaro dopo lo stop subito a Caserta. Con Bianchimano non in perfette condizioni potrebbe esserci Nicastro al centro dell'attacco, torna disponibile Statella. Sarà la Casertana il banco di prova per la Vibonese che a Razza, dopo il primo passo falso subito dall'Avellino, ha raccolto successi convincenti con Picerno e Rende. Non sarà facile avere ragione la formazione campana che finora ha mostrato grande solidità nelle gare esterne, riuscendo a venire fuori indenne 3 volte su 4. Situazione delicata in casa Rende, la trasferta di Avellino è l'ennesima insidia di un cammino fin qui molto incerto da parte dei biancorossi, guidati adesso dal duo tricarico Gagliardi. Al Partenio non scenderanno in campo Loviso e Vivacqua infortunati. Anche per gli irpini si tratta di una gara fondamentale, le 3 sconfitte consecutive hanno parzialmente cancellato il buon avvio di stagione e anche Ignoffo cerca una svolta immediata. Adesso avvivo per la prima scuola Plastic Free e il liceo Berto, vediamo. Il liceo scientifico Giuseppe Berto di Vibo Valentia sarà la prima scuola plastic free della Calabria. Grazie a un progetto ideato dalla stessa scuola nell'ambito delle iniziative legate al tradizionale appuntamento del Festival delle Scienze che il Berto organizza ogni anno in primavera, lo scientifico di Vibo Valentia si impegna ad eliminare l'utilizzo delle bottigliette di plastica all'interno della scuola. Un traguardo importante che segna una svolta innanzitutto mentale che coinvolgerà indistintamente tutte le oltre 1400 persone, fra docenti, studenti e personale ATA, quotidianamente impegnati all'interno dell'istituto. Il progetto scuola Plastic Free è stato presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa. Faremo un progetto di avanguardia. Abbiamo intenzione di fare una campagna di sensibilizzazione contro l'uso e l'abuso della plastica, perché è vero che la plastica a partire dagli anni 50 ha migliorato la nostra vita per molti aspetti, però non si è pensato alla fine di questa plastica, perché se ci guardiamo intorno mari, fiumi, ma anche ambienti sono invasi da questo materiale che purtroppo non è biodegradabile. Quindi pensiamo di fare una campagna a 360 gradi e pensiamo di abbattere nel nostro istituto nell'arco di un anno, visto che noi facciamo 170 giorni scolastici veri e propri, più 1400 persone all'interno della scuola, tra alunni, tra docenti, tra personale, quindi moltiplicato 1400 per 170 arriveremo più o meno, arrotondando, a 300.000 bottigliette di plastica, quindi contiamo di abbattere l'uso delle bottigliette di plastica con questo numero esorbitante nell'arco di un anno. Riaperta al pubblico dopo i lavori di restyling la storica biblioteca dell'associazione Ci Siamo Onlus in località Magli di Casali del Manco, un luogo di cultura, patrimonio affettivo del borgo.
5.000 volumi, tutti donati dalle famiglie del territorio, e un nuovo look per la biblioteca dell'associazione Ci Siamo Ollus, inserita nel sistema bibliotecario nazionale. Il primo step di un progetto più ampio, finalizzato alla rivitalizzazione del Borgo di Magli, località di Casali del Manco, iniziativa sostenuta dal Parco Nazionale della Sila. Ci sono due cose importanti, due filoni importanti. L'uno è la cultura, biblioteca e cultura. L'altro è il recupero di questi borghi antichi, e il parco, quando ci sono queste cose, è sempre presente. La sala gremita, la partecipazione delle istituzioni, l'entusiasmo palpabile per un luogo che racchiude non solo cultura, ma storia e patrimonio affettivo del paese. Responsabilità per un'associazione che opera da 15 anni e che scommette sul futuro. Oggi per noi è giorno di festa, significa continuare a scrivere una storia iniziata quasi 15 anni fa, significa rivitalizzare un borgo che sta diventando il borgo del silenzio, un'occasione di incontro e di confronto per tutto il territorio, e quindi ci auguriamo che tutti possano vivere appieno questa possibilità. È stato il segretario di Ci Siamo, Maria Antonietta Gallo, a spiegare come l'associazione punti anche sul crowdfunding per reperire i fondi, i lavori di restyling effettuati da Tommaso Coscarelli, la catalogazione dei volumi da Irene Longo. Ospite d'onore Rita Fiordalisi, che ha presentato il suo ultimo lavoro, La Luna di Fallistro. I giganti della Sila e il Bosco del Fallistro hanno una storia che parte dal 600. È proprio l'immagine del bosco, il luogo così mitico di questi alberi così antichi, mi ha ispirato a raccontarlo attraverso una favola, una storia d'amore che si intreccia tra il reale e l'irreale. Direttore della biblioteca di Ci Siamo, che resterà aperta il mercoledì pomeriggio, è la giornalista Rosa Babaldino. La serata si è conclusa in musica e con la degustazione di prodotti tipici. A Cosenza adesso per il premio Cultura Mediterranea della Fondazione Carical. Il Teatro Rendano di Cosenza è stata la location prescelta per la cerimonia di premiazione dei vincitori della 13ª edizione del Premio per la Cultura Mediterranea Fondazione Carical. I valori fondamentali di dialogo, accoglienza e pace che hanno animato il premio fin dalla sua istituzione sono stati declinati attraverso il tema portante dell'edizione 2019, gli amori. Quest'anno abbiamo scelto gli amori e tra gli amori c'è anche quello evidentemente per la cultura, non solo l'amore per la propria terra, l'amore per la propria civiltà, l'amore per la propria storia, oltre che l'amore di Giulietta e Romeo, che sicuramente in un periodo come il nostro in cui i sentimenti sono in crisi è anche una offerta stimolante per recuperare valori antichi e sempre nuovi, sempre belli. 7 le sezioni premiate ed altrettanti i vincitori. Per la sezione Società Civile Giustino Fortunato, premiata Pnar Selek, sociologa, scrittrice, attivista per la difesa dei diritti umani. Per la sezione Scienze dell'Uomo Luigi De Franco, premiato Peter Frankopan, storico presso l'Università di Oxford. Per la sezione narrativa Saverio Strati, premio a Sonia Serazzi. Per la sezione Cultura dell'Informazione, premiata la giornalista, documentarista e inviata di guerra Lucia Goracci. Per la sezione Premio Speciale della Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, premio alla ricercatrice Francesca Algeri. Per la sezione Traduzione, premiato José María Micó, poeta, filologo e traduttore iberico, che ha pubblicato da poco l'edizione spagnola della Divina Commedia. Per la sezione Narrativa Giovani, premio ad Emanuela Canepa, votata da una giuria composta da 400 studenti di istituti calabresi e lucani. In un periodo in cui si legge poco, noi la pensiamo diversamente e perciò insistiamo con il premio e con le attività collaterali del premio. E adesso vediamo le previsioni del tempo. L'imminente fine settimana sulla nostra regione sarà caratterizzato da variabilità a tratti instabile, causata dalla presenza di un afflusso di correnti umide nord-occidentali che indurranno addensamenti e deboli piogge, in particolare lungo la fascia tirrenica nella giornata di sabato e sul resto della regione nella giornata di domenica. Domani irregolarmente nuvoloso su tutta la Calabria con possibili piogge nel corso della giornata e parziali momentanee schiarite, temperature stazionarie. Passiamo ai mari e ai venti. Domani molto mosso il Mar Tirreno con moto ondoso in diminuzione nel corso della giornata e con venti moderati dai quadranti occidentali.
mosso il Mar Ionio con venti deboli di direzione settentrionale. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. E anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e vi auguro un buon weekend, arrivederci.